Inke intervistum al Charlie Cinelli, chitarrista, contrabbassista, cantautur. Allora, Galcinelli che le tre suona una qua musichetta. Musica tipica dalle Alpi. Esattamente. Benissimo. Ciao Charlie. Ehi là, come va? Ciao, tutto bene ti? Tutto bene, grazie. Bravo, perfetto. Attacca con che? Benissimo. Cos'è che ti sei a fare adesso, Chi? Al momento ho imparare il mestiere che strumento probabilmente africano, però potrei svegliare anche dalle Alpi, perché sì, che sta benissimo. Mia pelo lunga. E te che hai appena registrato una storia, per cos'è? Ho registrato una storia che era del Sifulot, una dur del Siful di Hamelin per il diciamo l'audiolibro di jazz. Benissimo, perfetto. Allora, mi adesso ti fa una qua domanda. Metto qua risposte. Esattamente. Allora, mi avrei domandato, com'è che le principiata la tua carriera? La mia carriera è principiata quanti anni che così è. Quando è in terza o quarta elementare ho visto la televisione canzonissima con Corrado e le gemelle Kessler che leghi una chitarra maruna col battipenna bianco e ho detto la chitarra. Allora per la festività di Santa Lucia mi ha regalato questa chitarra che quando la mattina Santa Lucia I love you, no, e porta la chitarrina a scuola. Porta la scuola perché normalmente tu signari al dì di Santa Lucia, cioè il dì dopo, e andava a scuola con i regali. Allora chi era il camion, chi la bambola, chi le costruzioni, e mi suonava con la mia chitarra. Chi invece tocca mia. Fai appena arrivo, grin. E al momento ho capito il meccanismo. Quando ti fai grin, automaticamente legnare. Che bravo! Ecco, comincia la carriera. Per quello. L'Elde m'ha rispondit un angeli che derf el tuo liber della vita e me comparve anti in libri tu aver la prima pagina perché ho scritto nome cognome na ipertruvia nome cognome na ipertruvia e la figura tempitime snyt o donna stera forma del quadrel. E il tuo prossimo progetto musicale, qual è? Al prossimo progetto musicale è canto autorale, ma probabilmente da esplorare oltre al dialetto anche l'inglese, che mi è stato compagno di sventura e di ventura in tanti anni, perché voi state in Inghilterra tanto. Sì, ho leggiù che te sei partito per l'Inghilterra. E cos'è che te facevi in Inghilterra? Te suonavi? Sì, E te sei sta quanti lì in Inghilterra? in Inghilterra proprio dall'85 all'89. Allora te gira tanti post per i tuoi concerti, per i tuoi gruppi, eccetera. E che è un sito, un paese che ti ha in del cuore più se di alter? No. Ti piace Che due domanda! che domanda? No, mi piace i posti. Ti ci posti? Mi piace il mio paese perché è il mio paese, però è mio un gran bel, proprio sarà dentro tra i galù delle montagne, come si dice, officine, che è bella anche Milano, è bella, un po', ma che è bella montagna, Sì. che è bella andare al mare, che è bella dappertutto, a me basta fare la mia musica che mi contento. Benissimo, perfetto. Avevi una domanda. In della canzone La Mesente, hai un qualcosa di autobiografico? Sì, è certo, perché proprio la storia di quando stai a London, perché in italiano si dice Londra, invece in dialetto si dice London, come in inglese.
stai a London e dopo un po' di tempo basta. La metropoli, ma proprio esagerato, capito? È troppa rotta. Chi voglio tu l'amica. Estás abandonado, te perde chi convalido automatico. Un campanile luna, le spade le sono a posto gnani lì e c'ho da naufragare. E va il treno, ma non la fermerà. E il fischio via le onda ci ha. E dove va? Abbiamo un piatto che ti piace, che ti sei bunde pronta? I Capù de Mager. Wow. You know? No, I don't know it. Capù de Mager. Allora, ciappa una foglia de vers, una bella larga, fa la sbolentà, l'acqua bella scotetta. Quando la diventa bella mulsina, te preparate il ripieno con pan grattato, formai, pedersem, qualche tucchini de panzetto o insomma de guanciale, come si dice. E il tuo bel ripienotto, te la mette dentro, sara la foglia e ligala con il fil de ref. Metti una padella con un po' di bottega, magari, e una bella arrostita di verdura sufficiente, Capù de Mager. Wow, vegetariano. Vegetariano. A squadra. Caga la pansetta. Esattamente. Quindi, sì. Perfetto. Allora, ti te Laura conta il Zucchero, Mina, Loredana Bertè Yeah. e tanti altri musicisti e artisti. E quali i musicisti con i quali te Laura e che sta importante per te in una quai maniera? Sicuramente il Donzelli da Cremona, maestro Nino Donzelli, che è molto poreto, che è un bel 25 anni fa, ma fa proprio da maestro nell'armonia, nella scrivere l'arrangiamento, proprio che si chiama il voicing, delle note per imparare anche a composizione. Nino Donzelli sicuramente. E poi nota importante per me è stato Gianni Maternini, che è anche lui un pianista di Milano, ma che ho conosciuto in Germania. E lui scrive la musica per l'orchestra che è stato veramente un maestro, perché ma metti la musica davanti alle Tesla era vai, capite? Bisogna imparare a leggere a prima vista. Benissimo. E hai un'esperienza che ti ricordi con un piacere particolare nella tua carriera? Che vorrei un quei minuti per pensare che te sura, al so, però un'esperienza che ti avrei raccontato. Una bella esperienza è sì. stata a Lugano, proprio con Mina, quando ho registrato il disco le canzoni di Renato Zero, praticamente cantate da Mina. Ho fatto dunque tutte le basi con Alfredo Golino, con Ghidelli e il Massimiliano Pani, mi fa il bassista, e è stata una bella esperienza perché la musica la ida proprio de gust, spontanea, e alla fine le riada in studio anche lei a cantare, no? E intanto noi impacchettavamo gli strumenti e alla fine di cantare, chiuso, finito il disco, e ora sta de menta registrare una volta a posto la sciura. Bravissima, una maestra da buon. A quanti chilometri di distanza da Milano steti da qua? Al momento 94-96 km. Mica troppo. Grazie al Charlie Cinelli per chi l'intervista qui, e a buon vedere mo su un palcoscenico, un concerto, e sapete un presto. Spero un presto. Ciao. Ciao, grazie, ciao. Nel
la primavera. Braghe curte e corse fino a Hero. Scappa fuori cicche